Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta con Focus TG. Oggi parliamo ancora dei rimpatri, la decisione dell'Unione Europea che segue un po' il modello che è stato proposto da tempo da Giorgia Meloni con gli hub, i famosi hub in Albania non ancora utilizzati. L'Europa ha detto di sì a questi rimpatri nei paesi terzi, a rimpatri anche più veloci, più accelerati. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, tra gli ospiti la parlamentare europea Anna Maria Cisin. Sentiamo cosa ha detto. Grazie per l'invito, io sono ancora qui al Parlamento Europeo, quella qui dietro è la plenaria dove oggi abbiamo approvato questo regolamento veramente molto importante, un cambio di paradigma completo. Prima c'è stato per troppo tempo una ottusità ideologica e questo Parlamento Europeo aveva rifiutato qualsiasi misura sia di allontanamento sia anche sul patto asilo e immigrazione che a marzo avevamo approvato con delle modifiche importanti e oggi questo appuntamento, che era stato anche già preceduto, devo dire, nella commissione che si chiama Libe, è una commissione dove abbiamo costruito questo percorso. Io sono parte, assieme all'onorevole Ceccardi della Lega, di questa commissione. Abbiamo costruito questo percorso e sin da subito si è colta la volontà anche del PPE, consapevole dei problemi giganteschi che l'immigrazione irregolare ha portato in questi anni e dell'atteggiamento appunto ottuso ideologico dell'Europa, di dare una svolta. Questo è un regolamento di svolta. Prima di tutto perché il paradigma oggi è quello dell'allontanamento velocissimo al di fuori dei confini europei. Questo è il primo tema. Allontanamento che vuol dire appunto creazione di hub all'interno di paesi terzi dove poter trasferire gli immigrati irregolari e anche logicamente tutti i clandestini che durante la loro presenza in Italia anche hanno commesso reati. Ma ci sono anche altre novità importanti all'interno di questo regolamento rimpatri, perché ad esempio per tutti coloro, persone fisiche ma anche paesi che non collaboreranno all'accordo di rimpatrio, ci saranno delle conseguenze anche economiche molto importanti. Altre due questioni che ritengo essenziali, che sono state inserite, è quella dei minori stranieri non accompagnati, per i quali ad esempio se ci saranno dei fatti commessi che creeranno pregiudizio alla sicurezza pubblica, ogni paese potrà intervenire anche con il trasferimento verso i paesi terzi, sicuri che sono quelli che abbiamo inserito e individuato a marzo, quando è stata fatta la prima modifica del patto asilo e immigrazione. E poi devo dire un impianto che va verso una idea che è quella che il nostro governo in Italia di coalizione ha portato avanti. Voglio dire una cosa che secondo me emerge da questo anno e mezzo di esperienza che sto facendo al Parlamento Europeo. Anche oggi è stato dimostrato che quella maggioranza von der Leyen, basata su Verdi, Sinistra, The Left e chi più ne ha più ne metta, che sono diversissimi assieme alla sinistra, i socialisti e il PPE, in realtà si può reggere anche su altri presupposti, che sono quelli in cui ovviamente noi rientriamo, e sono quelli del PPE, sono quelli di ECR, dove sta dentro Fratelli d'Italia, e quelli della Lega dei Patriots. I Patrioti sono il terzo gruppo per numerosità del Parlamento Europeo. Abbiamo dimostrato che sappiamo rispettare ciò che significa sicurezza, idea di futuro, e io penso anche con dei provvedimenti molto importanti che possono essere immediatamente applicabili, tra l'altro perché i regolamenti non sono come le direttive, i regolamenti sono immediatamente applicabili e che vanno verso il rispetto appunto dei cittadini e delle città e anche della legalità. L'onorevole Anna Maria Cisin, ieri sera a Focus avete visto tra gli altri Alessandro Manera, c'erano anche Gennaro Marotta, Domenico Presti, abbiamo fatto grandi ascolti, perché quello dei rimpatri che sono direttamente legati alla presenza di stranieri irregolari o comunque che abbiano commesso dei reati è una vicenda molto
sentita qui in Veneto, dove c'è un problema di sicurezza di non poco conto, soprattutto per quanto riguarda i furti nelle abitazioni. È stata razziata persino la casa dell'ex moglie di Riccardo Szumski. Vediamo il servizio. Un comando di 5 persone travisate, incappucciate, che suona ad una casa, forza le porte, entra tranquillamente anche quando arrivano il proprietario e qualcuno di assistenza, e se ne vanno tranquillamente esibendo un manganello se qualcuno cerca di fermarli. Siamo veramente in una situazione di insicurezza in cui chi delinque sa di essere quasi impunito, anche se mi prendono tanto cosa mi succede. Armati e sfrontati in azione di mattina in pieno centro nella sua Santa Lucia di Piave, e per l'ex sindaco e ora capogruppo in regione con Resistere Veneto non una casa qualsiasi, quella dell'ex moglie Giuseppina Giusi Cadel, titolare di un negozio poco distante. Nella Marca i ladri non si fermano di fronte a nulla, tanto da agire indisturbati alle 9 del mattino. Sono in 5, uno di questi in auto ad attenderli. Passamontagna sul capo, accento straniero, suonano alla porta, non curanti della presenza della domestica che, allarmata, esce dal retro per avvertire la padrona di casa poco distante. Questo però non ferma i banditi. Nel frattempo loro hanno forzato con piede di porco sia cancello che porte, e hanno rovistato nelle camere. Mettono a soqquadro la villetta, portano via quello che possono in pochi minuti, soprattutto gioielli. E quando l'ex moglie di Szumski arriva sul posto con un operaio, quasi non fanno una piega, anzi si rendono minacciosi. Hanno tirato fuori un manganello, ma tranquillamente, senza correre, sono scappati. La vittima del furto fa appena in tempo a scattare una foto dell'auto dei banditi mentre allerta i carabinieri, che indagano. Dico 5 persone. A me sorprende, questo non è un ladruncolo che si infila. 5 tranquillamente in macchina, vuol dire che sono qui per fare un ride, molto probabilmente vengono dall'estero, ma hanno dei basisti che riferiscono le case. Ma se perfino in un paese alle 9 di mattina come Santa Lucia di Piave cominciamo ad avere queste problematiche, qualche domandina dobbiamo farcela, la dobbiamo rivolgere, non tanto a fare, io non sono per leggi speciali, basterebbe applicare seriamente quelle che ci sono. Se ti prendo, tu sei punito. Sconcerto e rabbia. Da sindaco Szumski aveva organizzato delle passeggiate per la sicurezza. Il guaio è che quando si va in comitato di ordine pubblico ci sente dire: guarda che i numeri sono questi, non è vero, metti su un allarme migliore, perché siamo questi, cioè mettiti in un bunker. Non sono queste le risposte. Io so cosa le forze dell'ordine fanno, quanto sottorganico siano, quanta burocrazia abbiano a che fare. Mi lamento molto che in epoca di pandemia siano state usate per controllare se uno era a posto o guidava la macchina davanti o dietro, lì sì, ce le avevamo da tutte le parti. Nei mesi scorsi la proposta della Guardia Civile Veneta non ha trovato sbocchi, ma Szumski non molla. Abbiamo presentato un PDL per istituire tra regione, prefetture, per carità, non voglio prestare i piedi a nessuno, e comuni, le passeggiate civiche che sono già previste dalla legge. Vuol dire, i cittadini, oltre al controllo di vicinato, si organizzano per pattugliare ulteriormente il territorio. Pattugliare non si può usare, andare in giro a vedere che degrado c'è, e degrado ci sta tutto, quindi segnalazioni, non devono fare niente, segnalazioni alle forze dell'ordine, comunicare se sono macchine sospette. Servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti. Oggi in regia ci sono Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera. Adesso una notizia terribile, la storia di un tredicenne, un ragazzo di 13 anni che si è tolto la vita nel veneziano poco prima degli orali di italiano per la gli esami orali per la terza media. Sembra sia stato vittima in passato di bullismo. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi, che è in compagnia del dottor Mirko Casteller. A te, Anna. Sì, eccoci, buongiorno direttore, con il nostro ospite il dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta. Cerchiamo di analizzare questo drammatico fatto, questa tragedia immane. Questo ragazzino di 13 anni che lunedì non si sa per quale ragione abbia deciso di porre fine alla sua giovanissima vita. In passato era stato vittima di episodi di bullismo nella scuola che sembravano essere superati. 2 volte alla settimana frequentava gli amici del calcetto. Un ragazzo per bene, che andava bene a scuola, uno di quelli bravi, no? Come si suol dire, dottor Casteller. Eppure qualcosa non andava. Quali sono
i segnali che si possono intercettare, se ci sono, e che amici, genitori, parenti e insegnanti possono, come dire, intercettare per cercare di dare un aiuto a questi ragazzi che hanno subito anche episodi di bullismo? Ahimè, questo è un ulteriore caso oggettivo che conferma un po' i dati di tendenza che noi abbiamo a livello regionale ma nazionale, cioè che l'età di suicidi si sta abbassando in modo significativo. Diciamo che negli ultimi 2 anni la soglia è andata sotto i 12 anni, i 13 anni, con alcuni casi di 9 e 10 anni. Purtroppo più si abbassa quell'età e meno segnali clinici noi riusciamo ad avere anticipatori di quello che è un fenomeno fortemente diffuso. Già è difficile intercettarli con una forma di isolamento, di abbandono. Di solito i dati clinici principali è allontanarsi dalla quotidianità, una sorta di isolamento. Solo che nel momento in cui si sviluppa la forma maniacale suicidaria in soggetti così giovani, spesso è pulsionale, è improvvisa. Non nasce in un contesto di elementi oggettivi su cui poterla preventivamente valutare. E i dati nazionali ci dicono, proprio di stamattina la pubblicazione, che ci sono 4.000 suicidi reali in Italia all'anno, poi ci sono 4.000 sommersi, questo significa che noi abbiamo 8.000 suicidi in Italia, 21 al giorno, 1 ogni ora. È un dato importante perché se poi controlliamo l'età anagrafica di quegli 8.000 suicidi noi ci rendiamo conto che il 70% è sotto i 26 anni. Sono ragazzi giovani, giovanissima, ma questo era un ragazzino di appena 13 anni, aveva veramente tutta una vita davanti a sé. Quale messaggio, se la sente, dottore, vorrebbe lasciare, cioè qual è il messaggio più importante che vorrebbe lasciare oggi ai ragazzi che magari ci stanno guardando e stanno vivendo un momento di sofferenza, e al tempo stesso agli adulti che li circondano? Io vorrei lasciare, visto che mi è permesso, 2 messaggi. Il primo è che la discriminante non è la sofferenza, ragazzi e genitori, ma è la sofferenza nella vita senza senso. Molti soffrono, è quando si soffre senza senso che si crea un vuoto, e in quel vuoto qualsiasi cosa può insinuarsi e riempirsi. L'altro elemento, visto che siamo negli esami di maturità o comunque gli esami, questi ragazzi che si accingono alle prove sono veramente delle prove importanti, però queste prove, ve lo garantiamo noi adulti che abbiamo vissuto più di voi, non misurano né il vostro valore né il vostro futuro. È un momento di passaggio importante, ma non determina le persone che siete. Io credo, e lo dico questo ai genitori, puntate molto sui figli imperfetti, su quelli asimmetrici, su quelli che sbagliano, perché il figlio che sbaglia e che magari delle volte ha anche dei brutti voti sa gestire il conflitto rispetto a colui che è performante, perfetto, e nel momento in cui viene giudicato dagli amici attraverso il bullismo o dai genitori per i risultati che deve dare, delle volte vive delle difficoltà e non riesce a superarle, anche con atti estremi come quelli che abbiamo visto oggi. Grazie al dottor Mirko Casteller. Direttore, hai domande da studio? Grazie, lo ringrazio il dottor Casteller perché questi ragazzi sono al centro di gravissimi fatti di cronaca, e col dottor Casteller ne parliamo molto spesso. Grazie Anna Maria, grazie a Sandro Ponchio, il nostro operatore, grazie molte. Andiamo avanti appunto con un altro ragazzo, il 17enne, che è stato poi fermato per aver ucciso la zia, adesso si trova in carcere a Rovigo. La zia, la professoressa Chiara Guerra, massacrata con 30 coltellate e del cui corpo il giovane si era disfatto buttando il corpo in un canale. Sentiamo Daniela Sizia. Ha parlato
rivelato il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra a 53 anni. Ha raccontato al magistrato del Tribunale dei minori di Trieste quello che è accaduto quel terribile giorno quando ha coltellato la zia per ben 30 volte e poi ha tentato di bruciarne il corpo per far sparire il cadavere. Il ragazzo è arrivato dalla struttura protetta di Treviso, cui è stato affidato, assistito dalle sue legali. Alle 12:10 è iniziata l'udienza di convalida del fermo. Sull'avambraccio destro portava un gesso, conseguenza di un ferimento la cui causa è in fase di accertamento perché potrebbe essere collegata al delitto. L'udienza si è conclusa dopo oltre un'ora e mezza. Sui contenuti delle sue dichiarazioni c'è il massimo riservo. Il 17enne deve rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La prima ispezione cadaverica sul corpo dell'insegnante 53enne, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, aggiunge se possibile orrore all'orrore, consegnando sequenze feroci agli investigatori. Il 17enne avrebbe colpito la zia per una trentina di volte in tutto il corpo, dalla gola al torace, non lasciandole scampo. Dopo aver tentato maldestramente di dare fuoco al cadavere, lo ha coperto con un telo e caricato sulla carriola. Lui, esperto in giardinaggio, sapeva come fare. Poi i due viaggi, il primo per scaricare la zia nel torrente Malgher e poi nel fiume Lemene, ha gettato il cellulare della donna e i vestiti che indossava al momento dell'omicidio. Si continua intanto a cercare l'arma del delitto che ancora non è stata trovata, un coltello da cucina. Il ritrovamento del corpo da un punto di vista investigativo è un punto fermo, il primo utile per ricostruire la dinamica e trovare riscontro alle parole del ragazzo. Quanto al movente, il giovane che compirà 18 anni fra 2 mesi ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della sua furia omicida. Sullo sfondo quel clima familiare esacerbato per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo e genitori della vittima, entrambi ospiti di una struttura per anziani. Da un lato le indagini, dall'altro le inquietudini di un'intera comunità, con il comune di San Stino che ha attivato con l'ULS 4 una task force psicologica per sostenere principalmente gli alunni e i colleghi di Chiara in questi giorni impegnati con gli esami e gli scrutini di terza media. Un vuoto tra i banchi che resta a carico di dolore e tante, troppe domande. Andiamo adesso a Cittadella in diretta da Monica Smiderle e dal nostro operatore Renzo Rigon, perché la Guardia di Finanza ha chiuso una sala slot, sono stati sequestrati 260.000 euro. A te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, mi trovo presso il comando di Cittadella della compagnia della Guardia di Finanza. Con noi c'è il comandante, il capitano Fabio Caira, per parlare di questa importante operazione della finanza che ha portato a mettere i sigilli ad una sala slot di San Giorgio in Bosco, al sequestro di 260.000 euro tra denaro contante e beni che fanno risalire a 3 cittadini cinesi, gestori di questa sala slot, che sono accusati di esercizio abusivo di servizi di pagamento, sottrazione fraudolenta di pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Capitano, allora, che cosa avete scoperto? Nell'ambito di un'indagine che è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova è stato accertato come i gestori, 3 soggetti di nazionalità cinese, gestori di una sala slot del comune di San Giorgio in Bosco, abbiano abusivamente esercitato tra il 2023 e il 2025 servizi di pagamento a favore dei clienti, somministrando denaro contante per oltre 1.100.000 euro in cambio di pagamenti tracciati a mezzo POS aziendale. Tale condotta infatti va in violazione delle disposizioni al testo unico bancario e in modo particolare è stato possibile ulteriormente acclarare come la società di gioco, la sala slot, fosse in realtà una naturale prosecuzione di una precedente società, sempre legata ai medesimi soggetti, legati questi anche da vincoli familiari,
che risultava aggravata da debiti tributari non pagati per oltre 720.000 euro. Tali profitti illeciti sono stati in seguito riciclati, rimmessi nel tessuto imprenditoriale grazie appunto all'ultima società di gioco, nei cui confronti sono stati apposti i sigilli su disposizione del Tribunale di Padova e si è proceduto anche a sottoporre a sequestro denaro contante rinvenuto, occultato anche presso le abitazioni dei soggetti indagati, oltre a preziosi gioielli e autovetture di lusso, il tutto per un totale di circa 260.000 euro. Come abbiamo sentito dunque un'attività complessa della Guardia di Finanza di Cittadella, e lo avrete visto anche dalle immagini, sono state rinvenute importanti somme di denaro contante. Sì. Le somme di denaro contante, come detto poc'anzi, sono state rinvenute artatamente occultate all'interno delle abitazioni dei soggetti sottoposti ad indagine, ma in modo particolare sono stati rinvenuti oltre 100.000 euro in denaro contante all'interno di cassette di sicurezza in maniera occultate, realizzando appunto dei vani interni all'interno della sala slot, pertanto difficilmente accessibili, che sono stati ritenuti appunto un provento illecito dell'attività fraudolenta, dell'attività commerciale posta in essere dagli indagati. Ricordiamo dunque che sono stati messi i sigilli alla sala slot, c'è il sequestro di questa importante somma di beni e denaro per 260.000 euro, e che ci sono 3 persone che sono chiamate a rispondere di esercizio abusivo di servizi di pagamento, sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte, 720.000 euro come abbiamo sentito dal comandante, e autoriciclaggio. Io ringrazio il comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella, il capitano Fabio Caira, e la linea torna a te, direttore. Grazie Monica Smiderle, Renzo Rigon. Avete visto il lavoro delle Fiamme Gialle, le forze dell'ordine fanno il possibile, polizia, carabinieri, anche l'esercito cercano di far fronte ai loro molti impegni con spirito di sacrificio, proprio sprezzo del pericolo, ma la situazione per quanto riguarda le forze in campo è critica a Belluno, a Venezia, a Padova e a Verona, e così uomini e donne in divisa scendono in piazza e incrociano le braccia per una manifestazione regionale davanti alla prefettura di Padova, dove c'è Federico Fusetti. A te Federico. Prefettura di Padova, mobilitazione delle sigle sindacali che riuniscono la Polizia di Stato, l'Esercito, l'Aeronautica Militare, quindi insomma comunque forze dell'ordine, uomini e donne in divisa che non sono contenti della situazione. Questo è un presidio che vale per il nord-est. La giornata è comunque una giornata di protesta nazionale. Maurizio Cassano, che è il segretario regionale del SIAM, che è il sindacato che segue l'Aeronautica Militare, le chiediamo perché siete in piazza. Ma noi siamo scesi in piazza dopo aver fatto i primi colloqui, aver avuto i primi incontri con il governo e aver visto che i soldi stanziati non vanno a coprire quello che è l'inflazione. Praticamente i soldi stanziati in questa contrattazione lasciano l'amaro in bocca, anche perché noi avevamo già chiuso un contratto 22-24 in cui erano stati presi degli accordi, erano stati presi degli impegni che non sono stati rispettati. Purtroppo, dico purtroppo, ma anche per le altre categorie di lavoratori l'inflazione è salita. Io vengo da Verona, ma la situazione è a livello nazionale, per questo la manifestazione noi la stiamo conducendo a livello nazionale ma anche a livello locale, quindi anche in tutte le regioni d'Italia. E proprio il motivo per cui stiamo scendendo in piazza è perché l'inflazione, per quanto riguarda i generi di prima necessità, tipo verdura, frutta, è salita del 30% e c'è stato un grosso caro affitti. Noi
insieme allo SILP CGIL, insieme a altri sindacati, denunciamo il fatto che il nostro personale fa fatica ad arrivare a fine mese. Fabio Malaspina, SILP, Polizia di Stato, cosa chiedete? E soprattutto parliamo di sicurezza, quindi anche per i cittadini potrebbero esserci delle conseguenze negative se non si arriverà a un accordo. Certamente, come Polizia di Stato, come comparto sicurezza siamo anche molto preoccupati perché non è ancora avviata la previdenza complementare dalla riforma Dini del 1995, quindi non da ieri ma da tantissimi anni, e i colleghi più giovani avranno un domani, un futuro, un momento pensionistico estremamente contenuto. Accanto a questo ovviamente noi come sempre vogliamo segnalare le difficoltà nel campo del servizio di sicurezza che le forze di polizia riescono a garantire ai cittadini, non per creare allarmismi ma per accendere un faro sulla realtà. Nel Veneto, in tutte le province, abbiamo carenze di personale piuttosto nutrito. Il Veneto è la penultima regione, l'ultima a dire la verità è la Lombardia, nel rapporto tra soggetti delle forze di polizia in rapporto ai 100.000 abitanti. Abbiamo tutte le province in difficoltà, qui siamo a Padova abbiamo una questura che alcuni anni fa è stata elevata alla fascia A, quindi le questure più importanti a livello nazionale, comportava un aumento significativo di personale che non è mai arrivato. La provincia di Belluno, dove insomma la situazione stradale è particolare, siamo in piena montagna, abbiamo un 20% in meno, mi pare di ricordare, alla sezione di Belluno, ma un 45% a Feltre e a Valli di Cadore. Grazie. Questa è una situazione che riguarda, come abbiamo detto, tutta l'Italia. È una manifestazione nazionale, questa manifestazione di Padova invece rappresenta quello che accade in tutta la regione del Veneto. Grazie a Federico Fusetti e ai suoi ospiti. Mancano le forze dell'ordine, però per esempio abbondano i finti carabinieri, bisogna fare molta attenzione perché continuano a colpire. Questa volta uno di questi finti carabinieri però è stato arrestato dalla polizia, è successo a Trieste e tra l'altro un altro colpo messo a segno da questa gentaglia ai danni di una non vedente con un bottino da 30.000 euro. Maxi truffa ai danni di un'anziana a Trieste, ma stavolta il responsabile è stato individuato e arrestato dalla polizia. L'episodio nella tarda mattinata di oggi. Il colpo è stato messo a segno in un'abitazione di Kolonkovec. Il truffatore, fingendosi carabiniere, si è presentato a casa della donna ed è riuscito a farsi consegnare i gioielli in oro, tutto ciò che l'anziana possedeva. Sul posto la Polizia di Stato a caccia di indizi. Nel corso delle ore, però, il truffatore è stato rintracciato e arrestato. La questura conferma l'episodio, sul quale però vige il massimo riservo. Forse il malvivente era attenzionato da tempo? Un'altra domanda. Il truffatore ha agito da solo? Sì, perché in città c'è una banda di finti carabinieri che da settimane sta mettendo a segno colpi in tutti i rioni. Anche ieri i malintenzionati hanno colpito un bottino eccellente, 30.000 euro in oro, la truffa messa a segno nel tardo pomeriggio. Vittima una donna anziana che risiede in via Lucio Vero. Il modus operandi dei malintenzionati è sempre lo stesso. 2 uomini si sono presentati a casa della vittima, una donna non vedente. Di nuovo la scusa della finta rapina. I sedicenti militari dell'Arma si sono fatti consegnare tutti i preziosi con la scusa di doverli comparare con quelli della finta rapina. Ottenuti i gioielli, i malviventi si sono dileguati. L'anziana donna ha sporto denuncia alla Polizia di Stato. Ma neanche 20 minuti prima c'era stato un altro tentativo di truffa, sempre ai danni di un'anziana, in via Verga. In quel frangente però la vittima designata si è accorta che qualcosa non andava e ha negato l'ingresso in casa ai malintenzionati. Sorge il sospetto che si tratti delle stesse persone che invece poi hanno messo a segno il colpo in via Lucio Vero. Anche in questo caso è intervenuta la Polizia di Stato. Solo pochi giorni fa, doppia truffa in via Mascagni e in via Rossetti, protagonista sempre la banda di finti militari dell'Arma che ha raggirato 3 donne, rubando contanti e gioielli. Tutti questi casi sono collegati? Il truffatore arrestato oggi fa parte della banda? In questura le bocche sono cucite. Servizio di Gianluca Paradin della nostra redazione di Trieste, nonostante tutti gli appelli e gli avvertimenti da parte di Polizia e Carabinieri
questi delinquenti continuano a colpire. È successo anche a Selvana, qui in Veneto, è stato arrestato però un 56enne responsabile di vari reati. Ancora una telefonata, ancora la voce di un falso carabiniere dall'altra parte del telefono. Questa volta la vittima è un'anziana di 87 anni di Selvana. Convinta che un familiare fosse nei guai e che fosse necessario mettere al sicuro gioielli e preziosi, la donna ha raccolto tutto l'oro che aveva in casa. Ma questa volta il copione si è interrotto prima del finale. A far scattare l'allarme sono state alcune segnalazioni giunte al 113 dopo una serie di tentativi di truffa nei quartieri di Fiera e Selvana. Gli agenti della squadra mobile si sono così messi sulle tracce del sospetto e hanno notato un uomo scendere da un taxi proprio in via Battistel, dove abita l'anziana signora. Vestito di scuro, parlava al telefono e si guardava attorno con circospezione. Pochi minuti dopo è entrato in una palazzina. Quando ne è uscito, però, si è messo immediatamente a correre, cose che ha insospettito i poliziotti che lo hanno fermato poco distante. Nelle sue mani un sacchetto pieno di gioielli e monili d'oro appena sottratti all'anziana. L'uomo, un 56enne di origini campane, incensurato ma con numerosi precedenti per truffe e reati contro il patrimonio, è stato arrestato con l'accusa di furto in abitazione aggravato e condotto nel carcere di Treviso, dove si troverebbe tuttora. Per la donna il lieto fine, tutti i preziosi sono stati recuperati e restituiti. Ma la polizia rinnova l'appello, soprattutto agli anziani e ai loro familiari. Nessun carabiniere, nessun poliziotto e nessun avvocato chiederà mai denaro o gioielli per risolvere problemi giudiziari. Al minimo dubbio c'è sempre una sola cosa da fare: chiamare subito il 112 o il 113. Servizio di Elena Dal Forno. Adesso andiamo a Ponzano Veneto da Edi Kaliman, dal nostro operatore Simone Merlo, perché le baby gang sono sempre in azione. Questa volta hanno lanciato sassi e uova contro auto e case. A te la linea, Edi. Direttore, buongiorno. Baby vandali, così li hanno definiti alcuni residenti di via 25 aprile, dove ci troviamo a Ponzano Veneto, con il sindaco Antonello Baseggio, che ringrazio per essere sempre così presente sul territorio. Insomma, fenomeni non nuovi, ma che anche questa volta stupiscono ad essere lanciati. Sono state delle uova all'interno delle case con le finestre aperte. Abbiamo sentito i residenti, hanno detto insomma che la situazione dopo le bottiglie d'acqua lanciate addosso agli automobilisti, alle auto, alcune segnalazioni che arrivano di sassi lanciati sempre addosso ad abitazioni e auto, questa volta sono state le uova, Sindaco. Sì, è una situazione che speriamo non desti preoccupazione, nel senso, mi auguro che sia stato un gesto inconsulto e che si chiuda qui, perché comunque lanciare delle uova è comunque pericoloso se si colpiscono delle persone, magari anche al viso. L'anno scorso abbiamo avuto quel caso di lancio delle bottigliette d'acqua e anche di pannocchi verso gli automobilisti, poi l'automobilista aggredito con lo spray peperoncino. Sicuramente sono gesti deprecabili, ma mi auguro contenuti con atti rivolti all'anno scorso, con prometti di ragazzi che mi auguro che abbiano compreso ciò che avevano fatto. Oggi invece siamo qui a parlare di sassi, di uova, che comunque sono scherzi che non si devono fare. Probabilmente i giovani di oggi hanno dei limiti di percezione dello scherzo diverso, non era un tempo legato a queste azioni. Sarebbe carino che insomma questi ragazzi venissero a chiedere scusa. Si parla di ragazzi minori, si parla sempre di ragazzini piccoli o comunque giovanissimi, e questo stupisce sempre di più. Sicuramente il livello di percezione dei fatti, della maniera di vivere eccetera è cambiata in tutta la società a seconda anche dell'età. I giovani di oggi, già 12, 13, 14 anni, vediamo che girano anche liberi per il territorio, frequentano i parchi anche in ore notturne, e quindi sinceramente ci chiediamo, e mi chiedo, le famiglie dove siano e se hanno cognizione di ciò che fanno i loro figli a una certa ora, e soprattutto a un'età che fino a 4, 5, magari 10 anni fa queste cose non erano permesse. Si rientrava a casa alle 9 di sera, alle 10 massimo. Qui viviamo in situazioni in cui già a mezzanotte, l'una di notte, troviamo dei ragazzi giovanissimi nei parchi. Parchi, soprattutto quelli frequentati qui nella zona. Siamo all'altezza del palasport, del campo da baseball e dai campi circostanti, dove alcuni residenti ci hanno detto questi ragazzini sono scappati in bicicletta, hanno provato a seguirli alcuni residenti ma non ce l'hanno fatta, sono scappati proprio nel buio attorno in mezzo insomma a alla campagna sostanzialmente. Sindaco,
Intanto grazie, l'appello è quello appunto che lei rivolge a questi ragazzini di andare a chiedere scusa alle famiglie coinvolte, e ancora una volta grazie per la presenza. Direttore, se non hai domande, a te la linea. Grazie molte, grazie a Eddie Kaliman, al nostro operatore Simone Merlo. E vediamo attori di Quartesolo nel Vicentino. Ci sono controlli nei luoghi di aggregazione dove si ritrovano giovani, nei parchi soprattutto, con agenti di polizia locale che controllano anche con dotazioni appena arrivate come le body cam. Vediamo. Presenza sul territorio uguale meno senso di insicurezza. È con questo principio che l'amministrazione di Torri di Quartesolo ha annunciato il potenziamento dei servizi serali della polizia locale per il controllo del territorio, come già fatto lo scorso anno. L'obiettivo è quello di rendere più sicuri e vivibili i luoghi di aggregazione che, come i parchi e le aree verdi, si popolano specie d'estate. Nei nostri territori c'è un diffuso senso di insicurezza e noi riteniamo che per abbassare questa percezione sia fondamentale il presidio del territorio e la presenza dei nostri agenti nei quartieri, tra le vie e in particolar modo vicino ai parchi e le aree verdi, specialmente d'estate. Attività di presidio e deterrenza, sottolinea il primo cittadino, finalizzata a garantire la fruizione degli spazi pubblici nel rispetto del regolamento di polizia urbana, che passa anche attraverso le dotazioni fornite in questi anni al comando, dal potenziamento della videosorveglianza ai targa system alle nuove auto, fino alla recente dotazione agli agenti durante l'attività operativa di bodycam, a tutela oltre che dei cittadini degli operatori stessi. Devo dire che non sempre i nostri agenti vengono rispettati da coloro che per qualche motivo o vengono fermati per un controllo o per una schedatura. Questo avviene per esempio di sera, e allora la bodycam è anche uno strumento a tutela degli agenti stessi. Ci sono anche le risse purtroppo nelle nostre città. In Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, una lite tra due giovani che è degenerata tra bottiglie rotte e ferite da taglio. Uno dei due è in prognosi riservata, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. Sentiamo Federico De Rosso. Non è una cosa bella da vedere e siamo anche un po' preoccupati. Urla nella notte, vetri che si infrangono sull'asfalto e le sirene delle forze dell'ordine a rompere il silenzio. È questo lo scenario che si è presentato martedì sera attorno alle 22:30 in piazzetta Bertossi a Pordenone, a pochi passi da piazza 20 settembre, nel cuore della città. Una scena improvvisa, violenta, che ha svegliato i residenti e interrotto la quiete della zona. E nelle ore successive, al risveglio, i segni erano ancora tutti lì, tracce di sangue sull'asfalto e i sopralluoghi della polizia locale, della polizia di Stato e della scientifica, impegnate a ricostruire quanto accaduto. Abbiamo sentito queste cose qui e abbiamo chiamato naturalmente la polizia, che tra l'altro probabilmente qualcun altro aveva già chiamato, e quindi i risultati li vedete, insomma, no? Sangue per terra. Al centro dell'episodio, una lite degenerata tra due giovani stranieri di 24 e 23 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Pordenone, dove il più giovane si trova ancora in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero affrontati con estrema violenza, tra calci, pugni e ripetute cadute a terra, arrivando a colpirsi ripetutamente anche con delle bottiglie rotte. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze con automediche e le pattuglie delle forze dell'ordine, che ora stanno lavorando per chiarire contorni e responsabilità dell'accaduto. Un episodio che riaccende la preoccupazione tra i residenti, dopo mesi di relativa tranquillità e una presenza costante delle forze dell'ordine, con gli ultimi casi di degrado risalenti all'inizio dell'anno. La violenta lite di ieri riporta paura e tensione in una delle zone più centrali della città. Lo si vede nei clienti, insomma, diciamo che la battuta esce fuori quasi ogni giorno, nel senso che comunque, ma ho visto praticamente che qua fuori c'è sempre la solita storia. Qua fuori praticamente c'è il solito gruppetto, ma senti quanto urlano, non è una cosa simpatica. Anche il presidio diventa difficile perché in effetti la polizia locale ha soggiornato per parecchio tempo dopo il precedente fatto, solo che quando succedono questi fatti occasionali è difficile, basta uno che venga da fuori che crea scompiglio e mi rendo conto che non è anche facile garantire sicurezza.
Dal giornale di Vicenza una storia triste, una madre che scappa dalla casa del comune con il figlio neonato. Dormiamo in auto da 5 notti. La donna racconta di essere fuggita dopo presunte minacce, un'aggressione avvenuta all'interno della struttura di 7K. E qui c'è la foto della donna con la carrozzina, il seggiolino, la madre e il figlio neonato oscurate per questioni di privacy, scrive il giornale di Vicenza. Ieri abbiamo ironizzato a Focus sul fatto che il TG1 abbia dato nei titoli una rapina in villa, no? Per la prima volta compare nei titoli del TG1 rapina in villa in Toscana. Ovviamente delle rapine in villa nella nostra regione TG1 non parla quasi mai. Vediamo quello che intanto sta facendo l'associazione dei furti in corso in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Ci sarà una convention in autunno. Con il senatore Ostellari del Ministero della Giustizia ci siamo sentiti via call praticamente, perché io avevo mandato delle proposte per inasprimento delle pene per quanto riguarda furti, truffe e baby gang, e ovviamente mi ha detto che l'hanno analizzate molto, che anche lì sono delle proposte molto interessanti e dal punto di vista anche giuridico molto valide, e mi ha spiegato appunto che il governo ha appena messo in atto delle nuove norme che aveva presentato a Santa Caterina in occasione della nostra convention, e fino a dicembre valuteranno le nuove norme che ci sono. Si consolida la collaborazione tra Furti in Corso e il Ministero della Giustizia, un canale apertosi qualche tempo fa e culminato nel convegno a Santa Caterina, una modalità per ascoltare la rabbia delle tante persone che non riescono a trovare giustizia. Se poi le nuove norme varate non daranno risultati, saranno riprese in mano le proposte fatte in quella circostanza proprio dall'associazione. Noi avevamo fatto un esperimento delle pene per quanto riguarda soprattutto i furti in abitazione, dove all'interno dell'abitazione potevano esserci delle persone, dei minori, dei disabili e delle persone anziane. Poi avevamo aggiunto anche un inasprimento delle pene per quanto riguarda anche gli oggetti con cui poi loro entrano, quindi il classico piede di porco, il classico cacciavite, che poteva essere gestito come un'arma impropria e quindi c'era un aggravante. Per quanto riguarda invece le baby gang avevo aggiunto delle aggravanti su percorsi dove vengono fatte delle aggressioni gravi e importanti e dove c'erano gruppi organizzati di giovani, e quello c'era anche una responsabilità genitoriale molto più importante e anche molto più forte. Nel nostro territorio intanto continua l'escalation di reati che preoccupa Demma, dalle baby gang ai furti in villa. Ecco perché ci sarà un'altra convention proprio dedicata ai temi sociali in autunno. E proprio con questo, ieri con il Ministero abbiamo anche iniziato un percorso per fare un'altra convention, chiamiamola così, quindi do questa news incredibile, dove si presume che la faremo verso fine settembre, inizi di ottobre, però sul sociale, sul problema proprio del tema dei ragazzi, dove faremo intervenire anche ovviamente la Regione Veneto, magari l'assessore Paola Roma, che oggi devo già sentirla per queste cose qui, e anche sempre con il Ministero sempre della Giustizia e con il loro patrocinio. L'operazione della Digos veronese che ha portato all'arresto di un sedicenne accusato di terrorismo, e l'Arena di Verona si sofferma su quegli esaltati dell'odio e la rete alimentata via chat. Fusione tra suprematismo e metodi della lotta jihadista, in pochi mesi molti casi di minorenni finiti in manette. Sono giovani neonazisti o dell'ultradestra che fanno parte di questa eversione, ma che si rifanno ai modelli jihadisti. Questa è l'ultima novità del terrorismo di questi ragazzi che vorrebbero fare i terroristi, a volte stanno per entrare in azione, ma per fortuna in questo caso sono stati fermati in tempo. Si è conclusa con un patteggiamento la vicenda del medico padovano accusato di abusi sessuali nei confronti di 4 pazienti. Sentiamo Valentina Visentini. Ha patteggiato 2 anni e 6 mesi senza la sospensione della pena il medico infettivologo di Padova, accusato di aver abusato di 4 pazienti durante le visite in ospedale. La sentenza ieri in tribunale a Padova, tra la delusione delle 4 vittime che hanno sempre presenziato alle udienze, a differenza del medico che ha sempre rifiutato l'interrogatorio. I fatti risalgono al 2022, quando il professionista 50enne era responsabile dell'ambulatorio specializzato della preesposizione da HIV dell'azienda ospedaliera di Padova. Per lui anche la sospensione
sospensione di 9 mesi dall'esercizio della professione medica e il risarcimento di 5.000 euro ad ogni vittima. L'azienda ospedaliera invece si è costituita come parte danneggiata. La sospensione del medico era arrivata a dicembre del 2025 dopo le denunce di 4 pazienti, tra di loro sconosciuti ma che hanno raccontato le violenze sessuali subite durante le visite con palpeggiamenti nelle parti intime. Tutti e 4 hanno raccontato dinamiche identiche senza mai aver contatti tra di loro. Dunque per il giudice una prassi consolidata, quella del medico, che ha portato così all'indagine e al processo. Una notizia che riguarda un malore al volante. È stato stroncato forse da un infarto un 64enne di San Polo di Piave, Bruno Papa. L'auto dell'uomo è stata vista in un fossato questa mattina alle 8:30 da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri. L'uomo è finito fuori strada morendo sul colpo. Il cordoglio del sindaco Nicola Fantuzzi, che dice si tratta di una notizia che addolora tutta la comunità e ci stringiamo con affetto alla famiglia, ai parenti e agli amici, così il sindaco di San Polo di Piave. E torniamo adesso sul tragico incidente di ieri. Un ragazzo molto conosciuto e molto stimato di 19 anni che ha perso la vita schiantandosi contro un trattore con la sua moto. Il trattore fermo in mezzo alla strada, la moto che viene sollevata dall'asfalto, i lampeggianti dei soccorsi arrivati nel disperato tentativo di strappare un ragazzo alla morte. Sono immagini che fanno male, quelle dell'incrocio tra via Commisso e via Guidini a Zero Branco. Ancora di più quando quel ragazzo ha un nome e un volto che tutti conoscono, Giacomo Gobbo, 19 anni appena, una vita ancora tutta da vivere, spezzata in pochi istanti a poche centinaia di metri da casa. È ancora da chiarire l'esatta dinamica del drammatico schianto avvenuto nella tarda mattinata intorno alle 11 all'intersezione tra le due strade. La moto, condotta dal giovane, si è scontrata frontalmente con un trattore dotato di un rimorchio guidata da un 71enne di Preganziol. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo sarebbe stato impegnato in una manovra di svolta mentre il motociclista stava procedendo in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con automedica, ambulanza e delisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Giacomo è morto sul colpo. Saranno ora la polizia locale e i carabinieri intervenuti sul posto a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti all'intersezione per chiarire ogni dubbio. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenta un'intera comunità che conosceva bene il giovane e la sua famiglia. A pochi metri di distanza dal luogo della tragedia si stava anche svolgendo il grest della parrocchia, dove molti amici di Giacomo e la sorella minore si stavano divertendo, fino a quel dannato momento. Un ragazzo che tra l'altro conoscevo personalmente per vari motivi. Lui personalmente perché è legato alla società di calcio dello Zero Branco, era stato tra l'altro uno dei primi che l'anno scorso si era dato disponibile, quando è stata un po' rifondata la società, a dare una mano e a mettersi in prima linea, e devo dire dimostrando anche una maturità oltre che una capacità fuori dal comune. E poi perché il papà lavora in ufficio tecnico, è una delle posizioni organizzative dell'ufficio tecnico in ambito di edilizia privata qua in comune a Zero Branco. Giacomo, nato nel novembre del 2006, frequentava l'Università di Ingegneria a Padova e aveva davanti a sé il futuro di un ragazzo di appena 19 anni. Un futuro che si è tragicamente interrotto in pochi istanti, lasciando mamma Lucia, papà Ivano, la sorella Giulia e la fidanzata nel dolore più profondo. Innanzitutto adesso è anche il tempo dalla parte del rispetto nei confronti della famiglia, e dall'altro comunque è il momento in cui tutta quanta la comunità dovrà un po' iniziare a capire cosa è successo e in qualche modo trovare anche il modo di reagire, e quindi ci sarà senz'altro un momento, uno spazio di ricordo per Giacomo, ma ci sarà comunque la necessità, ecco, tutti quanti insieme di abbracciare, di mostrare questa solidarietà a tutta quanta la famiglia, perché una vicenda del genere, insomma, non può lasciare indifferente nessuno, tocca a tutti quanti. La commozione del sindaco Durighetto nell'intervista di Marta Zatta. Bravi ragazzi di cui si parla soltanto in queste circostanze, e sono tanti così che sfuggono all'attenzione. Parliamo solo di baby gang, purtroppo ci sono anche questi ragazzi che purtroppo perdono
la vita, così come è accaduto a questo 19enne. E un altro incidente: ha perso il controllo dello scooter ed è finito nel fosso. L'incidente nella tarda serata di ieri in via Stadio a Ormelle, è ferito gravemente un 49enne del posto. L'uomo è stato trasportato in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato, non in pericolo di vita, sul posto i carabinieri per accertare le cause del sinistro. E un'altra tragedia nel primo pomeriggio di ieri in un'azienda agricola a Istrana: un dipendente di 49 anni ha avuto un malore mentre stava caricando un camion. Colto da un arresto cardiaco mentre era al lavoro, è il dramma che si è consumato nel primo pomeriggio attorno alle 14 all'interno dell'azienda agricola Cadorina a Istrana. A perdere la vita mentre stava caricando un camion è il 49enne Diego Forner, residente a Cavaso del Tomba, dipendente dell'azienda. Per mezz'ora i colleghi e poi i sanitari del SUEM intervenuti con ambulanza ed elisoccorso hanno tentato invano di salvarlo effettuando il massaggio cardiaco. Purtroppo però il 49enne è deceduto sul posto. La morte è avvenuta in una giornata segnata da temperature elevate che stanno interessando l'intera area, ma stando alla prima ricostruzione però l'uomo stava lavorando all'interno all'ombra. Sul caso indagano i carabinieri di Strana insieme ai tecnici dello Spisa dell'ULS 2 che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore dell'uomo e il contesto lavorativo in cui si è verificato il malore. Si prospettano giorni difficili per i lavoratori nella Marca e in Veneto. Proprio ieri è stata firmata l'ordinanza regionale dal presidente del Veneto, Alberto Stefani, entrata in vigore oggi e valida fino al 31 agosto, che vieta di lavorare all'aperto proprio nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16. Servizio di Marta Zatta, una brutta storia pubblicata dal Corriere delle Alpi: figlia ridotta come una schiava, scappa e querela i suoi genitori, le puntavano il coltello al collo. Papà e mamma sono stati portati in tribunale per maltrattamenti e lesioni. La colpa di questa ragazza è di essere nata femmina, visto che il fratello era intoccabile. Botte continue, insulti a sfondo sessuale, minacce di morte e divieto di uscire. Povera ragazza, non si può dire altro. Oltre 100.000 euro a tanto ammonterebbero i danni causati dall'incendio all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso, dove sono morti purtroppo tra le fiamme 6 cavalli. Si percepisce un enorme sconforto all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso all'indomani dell'incendio che ha completamente distrutto una delle scuderie presenti, provocando la morte di 6 cavalli rimasti intrappolati nei box, uccisi da un'intossicazione da fumo. La struttura in legno è completamente collassata. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali intervenuti, l'ipotesi che tutto sia partito da un cortocircuito elettrico, che avrebbe poi innescato il materiale altamente infiammabile presente nella scuderia. Stefano Bovio, direttore dell'ippodromo, ha però diversi dubbi su questa pista. Io non credo che sia stato un cortocircuito, lo dico semplicemente perché altrimenti tutta la zona avrebbe dovuto restare isolata, mentre invece i contatori a valle li abbiamo dovuti chiudere noi, quindi vuol dire che non era partito. Quindi parleremo con i tecnici, queste sono le prime ricostruzioni che io ho dagli elettricisti che ho, poi se c'è il caso faremo anche una perizia, ma ci sono i vigili del fuoco che stanno lavorando, io mi rimetto alle loro valutazioni, è un'ipotesi, secondo me non è la più attendibile. E mentre si continua a indagare è partita la conta dei danni. Credo che solo lo smaltimento della carcassa, da quello che ho capito perché ne abbiamo già parlato, saremo sull'ordine dei 60-70 mila euro solo lo smaltimento. Poi ci sono gli animali che vanno valutati, sono stati tutti riconosciuti perché i microchip erano leggibili, quindi l'ASL è in grado di ricostruire esattamente chi sono gli animali, quindi possono essere stimati, e poi c'è il valore di ricostruzione, quindi il danno supera di molto le centinaia di migliaia di euro. Intanto la società Horse Protection ha presentato un esposto alla procura per accertare eventuali responsabilità, richiamando criticità già segnalate in passato sulla sicurezza della struttura, tra cui impianti elettrici datati e sistemi antincendio non adeguati. Uno dei tanti nodi che dovrà essere chiarito per far luce su questa intricata quanto spiacevole vicenda. Una tragedia sfiorata a Terraglione, una frazione di Vigo d'Arzere. Martedì pomeriggio il crollo di una decina di metri del controsoffitto nell'atrio della scuola primaria Domenico Savio. Non era presente nessuno,
per fortuna il sindaco parla di verifiche in corso ed è pronta una interrogazione da parte dei consiglieri di minoranza. Pannelli rotti sul pavimento, travi metallici, un crollo che somiglia a un terremoto, quello avvenuto nell'atrio della scuola primaria Domenico Savio di Terraglione di Vigo d'Arzere. Il video non smette di girare sui telefoni di tutto il paese. Solo poche ore prima, nel plesso, erano presenti le insegnanti, le operatrici scolastiche e la storia poteva essere diversa. Invece, per fortuna, e forse grazie a Sant'Antonio, a cui è dedicata la chiesa parrocchiale, l'allarme è stato lanciato verso le 17, quando nella scuola sono entrati gli addetti della polisportiva diretti in palestra. Dopo il primo sopralluogo dei vigili del fuoco, stamattina nel plesso c'erano già gli ingegneri strutturalisti e tecnici per i rilievi, ma in paese nessuno è tranquillo. Una situazione del genere e un accadimento così grave non era mai successo. Per fortuna è successo di pomeriggio a scuola chiusa. Ringraziamo tutti il Signore che non ci fossero state persone all'interno durante questo accaduto, e adesso stiamo a vedere quali sono le cause e se magari c'erano già state fatte delle segnalazioni da parte delle insegnanti o delle bidelle o di chi per esso, e se i collaudi erano stati eseguiti correttamente e la manutenzione allo stesso modo. I consiglieri di minoranza della Brentana e di Fratelli d'Italia presenteranno un'interrogazione al prossimo Consiglio Comunale. Visto quello che è successo, che ha sfiorato la strage, chiederemo che siano fatte delle verifiche all'interno di tutte le strutture scolastiche e degli altri plessi. So che nel 2008 ci sono stati degli interventi, nel 2018 sono stati installati dei pannelli fonoassorbenti. Non so dire perché, so che ho chiesto informazioni a dei genitori di Terraglione, mi dicevano che la scuola presentava anche delle infiltrazioni, però appunto io non sono un tecnico, non so, però diciamo ecco, la cosa ci preoccupa non poco. Nel frattempo il sindaco Adolfo Zordana ha diffuso un comunicato. Da una primissima analisi sembrerebbe che il cedimento sia da imputare a un concorso di fattori diversi al vaglio degli esperti. La sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico è l'assoluta priorità. Per questo motivo, non appena la relazione sarà conclusa e avremo certezze scientifiche, provvederemo a comunicarvi con la massima trasparenza le cause precise dell'evento e i prossimi provvedimenti che adotteremo per il ripristino dei locali. Servizio di Chiara Gaiani, e nel Veronese ci sono stati recentemente problemi per i pannelli fotovoltaici che sono stati praticamente tolti dal vento, dalla posizione sui tetti di un condominio, e che hanno creato grossi danni, e contro i pannelli fotovoltaici si sta combattendo una battaglia a Rosà, perché i residenti non ne vogliono sapere del progetto di un maxi impianto agrivoltaico nelle campagne di Travettore. Vediamo. Si può fare. Certo che si può fare. Non serve scomodare il cinema per dire che i comuni possono cestinare i progetti di maxi impianti agrivoltaici che i privati vorrebbero costruire in molte zone del Veneto. Ne sanno qualcosa a Rosà, dove c'è in ballo un mega impianto che andrebbe a cambiare per sempre il volto delle campagne di Travettore, nel cuore del Parco delle Rogge. Ne sanno qualcosa anche a Vigonza, dove un'area di pregio era già finita nel mirino. Era un progetto, devo dire, enorme, non era un piccolo campo, ma erano decine di ettari che rappresentavano un mega impianto fotovoltaico in un'area per noi importantissima. La battaglia è stata durissima, lunga e complessa, ma alla fine è arrivato il no anche dal TAR. Dopo il diniego comunale hanno fatto appello alla Regione, hanno chiesto un provvedimento regionale, la Regione ha condiviso le nostre istruttorie, la nostra istruttoria ha portato poi a un diniego definitivo. Impugnato al TAR, il TAR ancora una volta ha confermato invece il diniego per la realizzazione dell'impianto. Prendiamo nota, prendano nota anche a Rosà. Si può fare, si può avere l'appoggio della Regione e vedere riconosciuti i diritti della collettività anche davanti al TAR.
Anche perché qui non è una faccenda di rinnovabili. Noi non siamo contro, come penso nessun sindaco del territorio, alle energie rinnovabili. Pensiamo però che ci siano due temi. Uno, che di privilegiare gli impianti sopra gli edifici. Edifici, fabbriche dismesse, aree industriali quindi, e poi molto altro spazio che non vada a togliere respiro alla campagna veneta. Qualche esempio? Parliamo delle aree lungo le autostrade, lungo le ferrovie e le ex discariche, cioè aree di degrado o non di pregio che possono essere utilizzate. Servizio di Ferdinando Garavello, adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera, tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, riprendiamo dalla politica e andiamo a Venezia, dove sono state rivolte molte critiche a Giovanni Giusto e a Monica Poli, Lady Pickpocket, che hanno lasciato la Lega subito dopo essere stati eletti nel nuovo Consiglio Comunale della Giunta di Simone Venturini. Sentiamo. L'esasperazione alla fine, perché è stata così. Diciamo che il mio e quello di Monica lo dobbiamo considerare un sacrificio, o meglio ci siamo messi a disposizione sacrificandoci, perché la scelta è stata pesante, va bene, per cercare di guarire un malessere che la Lega veneziana oggi ha e che tutti stiamo subendo. Un gesto forte, un sacrificio, lo definisce Giovanni Giusto per far nascere una riflessione seria nella Lega veneziana. Un atto, quello del consigliere delegato alle tradizioni, e di Monica Poli, Lady Pickpocket, rispettivamente il terzo più votato alle elezioni, consigliere da 17 anni e la più votata in assoluto, ha creato un terremoto nel partito. I due che sono passati al gruppo misto non lasciano il partito, ma sono delusi e amareggiati dalle scelte fatte. Non ho stracciato la tessera della Lega, sono passata al gruppo misto per evidenziare dei problemi a livello locale che devono essere risolti. Nonostante le preferenze dei veneziani, per loro nessun assessorato in comune. Le preferenze mie e della Monica sono il 30% di quelle prese in totale alla lista, no? Quindi, e poi alla fine, insomma, considerazione zero. Meritocrazia in Lega oggi non esiste, è un termine proprio abolito, va bene? E dove uno a un certo momento anche si chiede, corriamo per prendere preferenze, quindi dove contano i numeri, ma poi alla fine capisci che in Lega i numeri non contano. Mi sento umiliato ma non solo io, in tanti, per il sistema, il trattamento, è il sistema proprio, la non considerazione da parte di chi, come io milito sempre in Lega, io mi sento il leghista della Lega di Giampaolo Gobbo e quella Lega non c'è più. E ora la Lega, che il 4 e 5 luglio dovrebbe tenere il ritiro nazionale a Mogliano Veneto, si trova senza consiglieri a Venezia, una scelta che molti condividono. Noi siamo i visibilissimi per i consensi, per i voti, eccetera, ma dopo diventiamo all'interno gli invisibili, cioè i non calcolati, non esistiamo. Quello che personalmente ci ha stupito di più è stato il sostegno da parte di chi milita in Lega, non soltanto nella Lega veneziana, ma anche nella Lega veneta, va bene, e addirittura caricarci per tenere duro, non mollare. Ma Giusto, conosciutissimo a Venezia come Poli e a cui avevano negato un posto alle regionali, aggiunge: dopo 17 anni, con i risultati, con le cose fatte, con i precedenti, con quello che anche lei stessa potrebbe confermare, va bene, ecco, pensavo di essere utile e quindi avere un incarico. Allora, se non c'è posto per me in Lega, ho fatto male o ho fatto bene? Io e la Monica abbiamo fatto male o abbiamo fatto bene? A fare un passo a lato. Il sostegno al sindaco rimane
è inattaccabile e rimane, se non quello di prima, ancora di più, per convincere che comunque siamo schierati da quella parte, l'abbiamo fatto votare, abbiamo collaborato tutti con la coalizione, vabbè, e adesso che ce l'abbiamo lo sosteniamo e con lui speriamo di migliorare quello che la nostra comunità spera attraverso questa nuova amministrazione di raggiungere, insomma, un miglioramento per tutti. Duramente attaccata sui social Elena Donazzan, che attualmente è europarlamentare, è stata assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto, attaccata perché ha deciso di denunciare un sacerdote che l'avrebbe insultata. E in questo post la Donazzan risponde soprattutto alle critiche molto dure da parte di due esponenti del Partito Democratico. Sentiamo. Perdonerete perché non è il mio linguaggio, io non sono abituata a dire parolacce, però è un messaggio che voglio attraverso i social e ho scelto proprio di dirlo direttamente, anche se mi crea un po' di disagio. Voglio parlare a due colleghe. Le colleghe sono Filippin e Luisetto, due colleghe donne di sinistra che sempre predicano la solidarietà tra donne. Leopoldo Corrà scrive: brutta, nazista, anzi nazifascista, ignorante e analfabeta. Dino Vigorelli scrive: schifosa. Carlo Radice e Annalisa Tasinato in due post mi danno dell'idiota. Valentino Piacenza mi dice letame puro. Elio Dell'Acqua, figura vomitevole. Poi arriviamo a due. Uno pare un giornalista, anche locale. Antonio Frigo mi dice cagna, cagna, cagna. E una Manu Frattaglia, di cui sappiamo il nome vero, se quella cagna rimette piede a Bassano, la aspetto io con il cappio. Non preoccupatevi. Sono tutti messaggi sulla pagina di un consigliere regionale. Le due signore di qui sopra stanno dicendo che chi scrive queste cose di fatto non sta facendo niente perché sta insultando me, con tutta probabilità. L'una ha deciso di dire che difenderà gratuitamente il sacerdote che mi ha offeso. Io spero che questo sacerdote, perché poi tutto questo deriva da quella storia, collega ovviamente si indigna perché io ho preso delle posizioni dove ho detto che nessuno mi può insultare e se qualcuno insulta non ricatto nessuno, mando una lettera dell'avvocato dove semplicemente dico potete transare, io do in beneficenza o vi troverete davanti a un avvocato diverso perché andremo in giudizio. Nessuno può insultare nessuno e alle due signore dico state difendendo queste persone qui che insultano una collega, una persona. Allora, le due colleghe sono Rosanna Filippina e Chiara Luisetto, quindi probabilmente questa storia finirà in tribunale. Un altro caso è quello del sindaco di Spresiano neoeletto, Marco Della Pietra, che ha lasciato Fratelli d'Italia, escludendo comunque passaggi con il generale Vannacci. La domanda è secca, va o non va con Vannacci? Io non vado con Vannacci, non vado con nessun altro, poi chi vivrà vedrà, voglio dire, tante cose possono accadere, però oggi come oggi io sono semplicemente uscito da un partito che a livello provinciale sentivo non più mio, ma Giorgia Meloni rimane Giorgia Meloni. Io mi auguro anzi che anche Futuro Nazionale possa trovare la quadra con Giorgia Meloni, perché sarebbe davvero un peccato perdere una premier di questo valore. Nessun passaggio per ora con Vannacci, con il faro politico che resta la premier. Così Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, torna sull'addio shock a Fratelli d'Italia, di cui per lungo tempo è stato il sindaco di maggiore peso, almeno nella Marca trevigiana. I problemi, pare di capire, erano quasi esclusivamente a livello territoriale. Mi dispiace, c'erano delle cose a livello provinciale che non mi piacevano, è evidente, ma l'ho scritto, quindi non è quello il tema e non sto dando colpa né al commissario. Dico, ci sono dei momenti in cui uno dice ma io voglio fare politica perché
voglio portare dei benefici al mio territorio a livello amministrativo, quello che sto facendo. Bene, voglio fare politica per beghe interne o per dire io ce l'ho più lungo di un altro, no, non è il mio, basta, tutto qua. Discorso a parte per l'ex coordinatore regionale, il senatore Luca De Carlo. Con Luca probabilmente c'è un'amicizia e un legame talmente forte che sì, prevede dei tempi diversi. Ma il passato è passato, soprattutto in politica. Della Pietra in questi giorni è stato contattato da più partiti, non solo del centrodestra. Dietro l'angolo dell'arresto ci sono le politiche del 2027 e c'è da giurare che lo stesso Vannacci non si perda d'animo, il generale atteso proprio a Spresiano il 2 luglio. Anche quello, a proposito di coincidenze, sì, a Spresiano stanno organizzando una cena di Futuro Nazionale, sono stato invitato ma come sindaco e penso che insomma, giustamente istituzionalmente parlando sia anche corretto che vada a salutare, non so se mi fermerò a cena, però sicuramente andrò a salutare. Così Marco Della Pietra. Vediamo adesso a Venezia, dall'isola di San Giorgio a Piazza San Marco, il capo dello Stato Sergio Mattarella con il re di Spagna Felipe e anche il presidente del Portogallo in un summit internazionale sull'intelligenza artificiale. Sentiamo. Presidente, buongiorno, benvenuto a Venezia. Grazie di cuore. A Venezia è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a fare gli onori di casa e accogliere per il simposio Cotec il re di Spagna Felipe VI e il Presidente del Portogallo Antonio José Seguro, arrivati alla sede della Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore per l'incontro intitolato Ripensare il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale. Presente anche la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Un appuntamento annuale che riunisce le fondazioni Cotec d'Italia, Spagna e Portogallo insieme a esponenti del mondo industriale, accademico e della ricerca per discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sulle competenze del futuro e sulle dinamiche occupazionali ed economiche dei paesi europei. L'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. Il processo indotto non comporta soltanto trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con la potenziale perdita di posti di lavoro in attività esistenti, ma pone il tema del possibile aumento delle disuguaglianze. Un appello a non soccombere al potere dei pochi che posseggono grandi ricchezze e che hanno in mano le facoltà decisionali che stanno alla base dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, quello del Presidente Mattarella, che invece ribadisce l'importanza della collaborazione tra gli Stati nel saper sviluppare competenze necessarie per governarla, esortando l'Unione Europea ad agire e passare dalle parole ai fatti. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprendere i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. C'è un appuntamento con la storia che ha a che fare con l'intelligenza artificiale e quindi è compito anche della politica riuscire a governare questa grande trasformazione che è in atto e la transizione che ovviamente anche il mondo imprenditoriale del lavoro deve vivere. Noi oggi in Italia rischiamo di essere passivi davanti a una rivoluzione che riguarda oggi importanti corporation, importanti mondi privati che gestiscono più potenza degli stati-nazione e quindi sicuramente c'è un importante bisogno di equilibrare, di normare, ma anche di recuperare il gap che abbiamo con l'America in Europa. Non lasciamoci sfuggire l'opportunità di rinnovare, adeguandole al futuro, le basi del connubio tra innovazione, lavoro e democrazia che ha caratterizzato il XX secolo. Lo dobbiamo alle giovani generazioni. Due minuti di pubblicità e torniamo da voi.
Sono svolti questa mattina nel Duomo di Schio i funerali di Sofia dalle Nogare, la ragazza che è morta sul Monte Pasubio insieme al suo compagno di cordata Giosuè Baldissera. Sentiamo Luisa Bertini. Nel Duomo gremito una comunità che si stringe alla famiglia di Sofia dalle Nogare, la 24enne, tragicamente scomparsa domenica sul Soio d'Uderle nel gruppo del Pasubio. Il ricordo commosso nelle parole di Don Luigi Fontana, conosciuta anche per il suo legame con il mondo sportivo cittadino, il nuoto, la montagna, descritta da chi la conosceva come brillante, instancabile, vivace come un ruscello. Lascia a tutti un insegnamento e un monito legati al suo stile di vita. C'è un monte i cui sentieri possono essere percorsi da ogni uomo. Sono i sentieri che portano alla vita vera. Sofia ha scelto il cammino come cifra della sua vita, il salire come dimensione esistenziale. Siamo uomini e donne chiamati a non adagiarci, a non sederci appagati di ciò che siamo. Siamo esseri in cammino. Grazie Sofia per ricordarcelo con la tua vita. Siamo nati per essere creature in cammino. E da Schio un pensiero collettivo si è levato anche nel ricordare il compagno di arrampicata, il 25enne Giosuè Baldissera, che assieme a lei è rimasto vittima del tragico incidente in cui per causa al vaglio degli inquirenti sono precipitati per un centinaio di metri. Giovani vite spezzate che la comunità piange. Anche per il giovane vigile del fuoco che lavorava al distaccamento di Asiago è il giorno del ricordo attraverso un'ultima festa in cui i genitori accoglieranno parenti, colleghi e amici per l'ultimo saluto a casa. Servizio di Luisa Bertini. Il terremoto del Friuli 50 anni fa, ricorderete, alpini e amici partirono come volontari anche dai casoni di Mussolente per portare aiuto e domenica raggiungeranno Gemona per la Triveneta delle Penne Nere. Il nostro gruppo era composto da 3 muratori, 2 idraulici, un pittore e 4 falegnami e un cuoco. E quindi insieme siete riusciti davvero a dare una grossissima mano? Sì, perché abbiamo lavorato, la mattina era svegli alle 6 e la sera non era mai finito. Il primo lavoro che abbiamo fatto, abbiamo incontrato il sindaco subito e abbiamo andato a cuocare l'Eurot. Ce n'erano 25-30, non so quanti. Severo Saretta e Mario Malasorti sono stati 2 dei volontari partiti con le Penne Nere da Casoni di Mussolente 50 anni fa per andare ad aiutare le popolazioni messe in ginocchio dal terremoto del maggio 1976. Saretta era un giovane alpino di 27 anni, mentre Malasorti faceva l'idraulico. Non era alpino, ma si era aggregato alla spedizione di volontari assieme a un collega e amico. Sono loro che ci raccontano quei giorni di lavoro e di condivisione in mezzo a tanto dolore e distruzione. Perché il paese dove eravamo era distrutto, chiesa, tutto. Disastro. Però la gente aveva tanto amore, tanto voglia di partire, di fare. Bortolo mi ha chiesto e la risposta è sì. Bortolo Busnardo, il presidentissimo degli alpini, prima di Casoni, poi per anni dell'Ana Montegrappa, che torna nel ricordo di Sarette e Malasorti, e c'è ancora tanta commozione. Bortolo Busnardo organizzava tutta la squadra e diceva: andiamo a sentire le cose orrende, brutte, le cose che fanno male. Tutte le mattine lo diceva. Quando lei è arrivato, ci sono state ancora scosse di terremoto? Sì, ogni notte era una scossa di terremoto. Lo rifarebbe oggi? Sì, lo rifarebbe perché ho fatto tanta esperienza. Vedere che disastro là fa tanta esperienza, tanta. Domenica da Casoni partirà il pullman per Gemona per il 3° raggruppamento alpini. Servizio di Vanessa Banzato, e sempre per la Dunata Triveneta
a Gemona è stata aperta la mostra fotografica e la raccolta cimeli del cantiere ANA numero 8 a Osoppo. Vediamo in anteprima per i nostri telespettatori le immagini. Siamo qui all'interno della mostra che verrà aperta ufficialmente il venerdì alle 14:30. Perché non appaio in video? Per un semplice motivo: vi stiamo presentando qualcosa di particolare. Questo è il cartello originale, grazie a Alessandro Fielmonte, piazzato al momento in cui è stato dato avvio al cantiere 8 di Osoppo. Queste sono tutte le sezioni ANA che hanno partecipato durante quel periodo per quanto riguarda il cantiere di Osoppo. Come detto, sono 11 cantieri alla fine realizzati, e allora andiamo a sentire innanzitutto dal presidente della sezione ANA di Gemona perché avete scelto Osoppo. Abbiamo scelto Osoppo perché ha tutta la documentazione, una documentazione conservata in modo veramente preciso, e il grande merito di questa scelta è proprio dell'albergatore Paolo Pittis, che in tutti questi 50 anni ha conservato le foto, ha conservato la documentazione, e noi abbiamo pensato che sia giusto farla a Osoppo nel cantiere 4, che idealmente rappresenta tutti i cantieri. Quindi noi, quando inaugureremo la mostra venerdì alle 14:30, avremo i presidenti un po' di tutti i cantieri, diciamo così. Vi stiamo facendo vedere in anteprima quello che è la mostra, perché è una sorta di spoilerata in anticipo riservata a TV12 questa. Ecco, sì, ci sono 35 pannelli veramente tratti dalle foto che aveva conservato Paolo Pittis, li abbiamo ingranditi, e quindi sono convinto che sarà una grande mostra, proprio perché c'è tanta documentazione originale, quindi c'è tutta la storia del cantiere, tutte le persone che ci sono state, e sono cambiate alcune sezioni. Non c'è ad esempio più la sezione di Ancona, ma si chiama sezione Marche, cioè rappresenta tutta la regione. Il tempo passa. Ecco, il tempo passa, però tanti presidenti, anche oggi mi ha chiamato il presidente di Piacenza dicendo che a mezzogiorno venerdì sarà qui col vessillo, quindi una bella soddisfazione, diciamo. Presidente, siamo pronti per questo? Siamo pronti, lavoriamo continuamente, ormai mancano pochi giorni e siamo pronti veramente per accogliere tutta la gente che verrà da tutto il centro-nord. Allora andiamo a sentire invece colui che ha raccolto tutto questo materiale. Tra l'altro lei le ricorda qualcosa, perché mi raccontava all'inizio, pochi minuti prima di andare in onda, lei fu estratto dai Vigili del Fuoco di Vicenza qualche ora dopo la prima scossa del 6 maggio. Sì, è vero, sì, è questo, sì. Io devo dire la verità, per 20 centimetri in altezza ho vissuto ancora 50 anni. Ecco, ritornando invece alla storia del cantiere, era impossibile dimenticare queste persone. Quindi io, grazie anche a collaboratori così che avevano preso degli appunti, li ho registrati tutti. Ci sono la loro storia, dopodiché ci sono i responsabili dei vari settori che c'erano, dopo ci sono una ventina di alpini in armi che erano venuti dalle brigate aerobiche tridentina, e qui devo dire che a un paio di questi militari in armi era sopraggiunto qui ad Osoppo il congedo. Ci rimasero assieme, e poi ci sono i 600 nomi che sono tutti ben scritti dalle sezioni che loro erano arrivati. Qui ricordiamo anche il loro capocantiere, che era l'ingegner Renzo Les, che la città di Osoppo, in onore di tutti questi, le dette la cittadinanza onoraria. Ecco, abbiamo visto che c'è anche un libro dedicato, ma tutto questo invitiamo già i nostri amici. Ripetiamo, alle 14:30 ci sarà il taglio ufficiale del nastro venerdì, ma poi fino a fine luglio c'è la possibilità di visitare questa bella mostra che riporta, insomma, fa capire cos'erano i cantieri ANA. Sì, è vero. Noi vogliamo tenerla almeno fino a metà luglio e farla visitare anche dei ragazzi, quelli che faranno i campi estivi, diciamo, qui in paese. Mi sono già accordato con loro e tramite Paolo spiegheremo cosa è successo 50 anni fa ad Osoppo. E soprattutto si può vivere e ancora respirare, no? Quei momenti in cui, diciamo sempre, da quelle macerie c'è stato un seme che è germogliato e ha creato il modello Friuli. Esatto, è vero, è vero. È ripetuto molte volte, ma credo che sia veramente successo questo, quello che il modello Friuli ha fatto scuola, è vero.
Servizio di Omar Costantini e come sempre Rete Veneta seguirà in diretta tutti gli appuntamenti del raduno delle penne nere del nord-est a Gemona da venerdì fino a domenica 21 a partire dalle 7:15 con lo sfilamento per le vie della città. Anche sabato vi accompagneremo per tutta la giornata raccontandovi da vicino l'atmosfera della manifestazione tra incontri, momenti ufficiali e la grande festa degli alpini con le penne nere che animeranno Gemona fino a sera. Rete Veneta sempre al loro fianco. E gli ospiti di questa sera a Focus dalle 21:20, Diego Cancian, Marco Della Pietra, Alessandro Dianin, Maria Laura Faccini, Rosa Poloni, Francesco Pontelli, Massimo Venturato e Marco Zecchinato. È tutto, grazie, buona giornata, grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera. Arrivederci.